Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Daspo e squalifiche per i giovani calciatori della Russo Calcio di Riposto che hanno aggredito un arbitro. Il presidente della società chiede scusa. Medico aggredito a Ragusa durante il turno di notte in guardia medica, poi ha dovuto soccorrere il suo aggressore colto da crisi epilettica. Una mafia che aiuta i cittadini e che risolve le beghe tra i privati, un quadro desolante quello emerso dall'operazione che ha smantellato il clan della Noce a Palermo. Bonus edilizi, scoperta maxi truffa nel Messinese, sequestrati 1.200.000 euro, 8 persone denunciate. In Sicilia sorgeranno 2 termovalorizzatori, vi mostreremo l'area dove sarà realizzato l'impianto di Catania. Re Carlo omaggia il giudice Falcone ricordando la visita della regina Elisabetta a Capaci pochi giorni dopo la strage, standing ovation della Camera dei Deputati. Calcio, il Catania punta al 5° posto per giocarsi la promozione negli spareggi playoff. Sabato la sfida alla Cavese, partita trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Vigilia di match per il Palermo che domani al San Nicola sfiderà il Bari. Arrivano Daspo e squalifiche per i giovani calciatori della Russo Calcio di Riposto che hanno aggredito un arbitro. Il presidente della società è esclusa dal prossimo campionato. Chiediamo scusa. Emanuela Corsi. Una punizione esemplare, la condanna inflitta dal giudice sportivo a 10 giovanissimi giocatori della Russo Calcio di Riposto, sospesi da 3 a 5 anni per il pestaggio del giovane arbitro Diego Alfonsetti, avvenuta lo scorso 5 aprile nella partita con il Pedara. All'indomani della sentenza sportiva, il questore di Catania Bellassai ha emesso il daspo per 4 dei calciatori, con il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, di 3 anni per un 15enne e un 17enne e di 2 anni per un 14enne e un altro 17enne. Altri provvedimenti potrebbero arrivare nei confronti di altri ragazzi che hanno inseguito, accerchiato e colpito con calci e pugni l'arbitro 19enne che ha riportato ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Io penso che queste sanzioni siano state adeguate, ma penso che non bastano. Serve una svolta culturale. Io sono rimasto veramente molto scosso, molto colpito da questi fatti. Mi ha colpito principalmente quel tipo che con la bandierina ha colpito l'arbitro, strappandola al guardaline di parte. Ecco, questo è stato un gesto veramente odioso, veramente insopportabile. La sentenza del giudice sportivo ha colpito anche la squadra, esclusa dal prossimo campionato allievi Under 17. Squalificato fino al 30 giugno 2025, l'allenatore è inibito fino alla stessa data il dirigente addetto all'arbitro. Dobbiamo premettere subito una cosa: noi condanniamo questo evento, non deve passare l'idea o l'informazione sbagliata che noi stiamo difendendo qualcuno. Noi non possiamo difendere l'indifendibile. Dobbiamo capire qual è la causa di questo disagio, non so come definirlo, di questa violenza che si scatena in loro per una partita di calcio e cercare di correggerlo in qualche modo. Solo la squalifica secondo me non è sufficiente. La Sicilia è la seconda regione in Italia per numero di aggressioni nei confronti degli arbitri. Nel 2024, secondo l'AIA, sono state 98. Medico aggredito a Ragusa durante il turno di notte in guardia medica, poi ha dovuto soccorrere il suo aggressore. Veronica Barbarino. Il medico colpito alla mandibola da un pugno si ritrova a soccorrere l'aggressore colpito successivamente da una crisi epilettica. Una storia paradossale ma vera, accaduta in guardia medica a Ragusa. Erano le 2:30 di notte quando 2 giovani si sono presentati per una ferita importante alla mano. Di fronte all'invito del medico di rivolgersi al pronto soccorso è iniziato un vero e proprio parapiglia. Suppellettili della stanza per aria e un pugno al viso al medico di turno. Qui il risvolto. L'aggressore ha accusato un malore e il medico ferito lo ha soccorso insieme al personale del 118 che nel frattempo era intervenuto. Occorre mettere realmente in sicurezza i nostri luoghi di lavoro, dice il medico in servizio. È diventato intollerabile che un sanitario che è lì per prestare le cure al servizio della popolazione debba essere oggetto di tali atti veramente indecenti. Quindi ci costituiremo parte civile e cogliamo l'occasione anche per sollecitare ulteriormente un'attenzione particolare per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Anche la direzione strategica dell'ASP ha espresso solidarietà al medico per quanto accaduto. Gli operatori di un'ambulanza del 118 di Villa Abate, aggrediti dai parenti di una donna morta per cause naturali nel quartiere Brancaccio, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, ma sono rimasti bloccati all'interno della struttura perché i familiari della donna hanno continuato a minacciarli. Una mafia che aiuta i cittadini e che risolve anche le beghe tra privati. È un quadro desolante, quello emerso dall'operazione che ha smantellato il clan della Noce a Palermo. Marco Gullà. La mafia della porta accanto, quella che risolve le beghe tra privati, quella che puoi chiamare anche per sollecitare lo sfratto di una casa. L'ultima inchiesta sulla mafia della Noce a Palermo ricostruisce uno spaccato di degrado dove è dominante una subcultura difficile da bonificare. Molti cittadini si rivolgono ancora alla mafia per avere risolto un problema o per chiedere l'autorizzazione per l'apertura di un'attività commerciale. E così alla mafia della Noce ci si rivolgeva per aprire una pizzeria, per assicurare di poter alzare la saracinesca senza avere ripercussioni. La mafia prima dello Stato, delle forze dell'ordine. Una questua l'ha definita giustamente, correttamente il giudice per le indagini preliminari. Altro non è, purtroppo, una subcultura. La gente si mette in fila per ricevere piccoli e grandi favori dai boss. Non è la prima volta che emerge, già in passato, ad esempio, si era scoperto che persino gli ambulanti abusivi delle feste rionali si rivolgevano al Mamma Santissima di turno per vendere i panini con la milza oppure le bottiglie di birra. È davvero sconfortante, la mafia trae la sua linfa da questo. Alla Noce c'era un governo differente e anche se il mandamento era spaccato tra dissidi, tra vecchie e nuove leve, il pizzo veniva imposto a tutti, anche €1, ma devono pagare tutti, dicevano gli arrestati che non sapevano di essere intercettati. Bonus edilizi, scoperta l'ennesima maxi truffa nel Messinese. Ci dice tutto Francesco Triolo. Lo schema era apparentemente semplice: generare dai rispettivi cassetti fiscali sul portale dell'Agenzia delle Entrate crediti fittizi a seguito di asseriti lavori di ristrutturazione eseguiti attraverso il bonus facciale, il sisma bonus, il bonus ristrutturazione su immobili inesistenti o di proprietà di soggetti ignari. Quindi cedevano il credito d'imposta a Poste Italiane, le somme venivano accreditate su conti correnti appositamente accesi e successivamente trasferiti all'estero in brevissimo tempo in maniera frazionata su conti correnti accesi in Lituania, Estonia, Belgio e Regno Unito attraverso l'utilizzo di società che forniscono il servizio IBAN virtuale in modo da ostacolarne la tracciabilità. 8 persone tra Sant'Agata di Militello, Patti e Capodorlando sono finite nella rete della Guardia di Finanza di Messina, denunciate nell'ambito di una doppia inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Patti con l'accusa di truffa, indebita percezione di crediti fittizi e antiriciclaggio. Una maxi truffa da oltre 1.200.000 euro perpetrata nella prima fase di erogazione delle agevolazioni fiscali dei bonus edilizi, quando ancora non erano previste le figure degli asseveratori, dei tecnici abilitati e del visto di conformità sulla documentazione, comprovante la sussistenza dei presupposti che davano diritto alla detrazione. Rubavano generi alimentari, elettrodomestici o capi d'abbigliamento nei supermercati, nascondevano la refurtiva sotto gli abiti, nelle borse o all'interno dei carrelli della spesa. Una banda ben organizzata con compiti specifici per ciascuno ed una persona che faceva da palo. I carabinieri hanno arrestato 8 persone accusate di 10 furti, valore complessivo della refurtiva 15.000 euro. Uno dei 2 termovalorizzatori confermati dal presidente Schifani sorgerà a Catania. Con Tonino De Mana andiamo a vedere l'area dove sarà realizzato l'impianto. Un impianto all'avanguardia e a impatto ambientale pari a 0, capace di produrre energia attraverso i rifiuti che a sua volta non sarebbero più destinati all'estero, con pesanti ripercussioni sulle tasche dei contribuenti. La regione siciliana rompe gli indugi e per bocca del governatore Schifani annuncia la realizzazione di 2 termovalorizzatori, uno a Palermo, l'altro nella zona industriale di Catania. Nelle immagini che vedete l'area di 20 ettari dove sorgerà l'impianto destinato a risolvere l'atavico problema dei rifiuti. Il sito individuato si trova lungo l'8ª strada, proprio di fronte all'Interporto, dove al momento è in atto il cantiere per la realizzazione di una rotatoria. Intanto bisogna fare i conti con la dura realtà di una città, Catania, attanagliata dall'emergenza rifiuti e alle prese con sacche di illegalità che non si riescono a debellare. Montagne di spazzatura depositate anche davanti all'ingresso dell'istituto Cannizzaro in via Palermo.
che l'ingresso di una scuola si presuppone che dovrebbe essere libero ed accessibile sempre. Lei ha fatto delle segnalazioni al Comune? Abbiamo fatto le segnalazioni alla ditta raccoglitrice dei rifiuti, però non abbiamo avuto risposta. Il lottocentro, gestito da Gema, appare in grande sofferenza. Per questo, oltre al termovalorizzatore, tempi di consegna a 2-3 anni, servirà un cambio di passo culturale. Tutti gli investimenti approvati e previsti dai ST Microelectronics in Italia e in Francia sono confermati e nessuno degli attuali siti, sia in Italia che all'estero, sarà chiuso e ognuno continuerà ad avere un ruolo ed una missione specifica. Sono questi gli impegni assunti dai rappresentanti della multinazionale dei microchip nel corso del tavolo in corso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. In occasione della sua visita in Italia, Re Carlo ha omaggiato il giudice Falcone ricordando la visita della regina Elisabetta a Capaci pochi giorni dopo la strage. Ascoltiamolo. Italy will always be at my heart, just as my beloved mother never forgot her wonderful 25th birthday at Tivoli in 1951, or her stop in Capaci many years later in 1992, where she paid tribute just days after his murder to your legendary anti-mafia prosecutor Giovanni Falcone. La festa della polizia, il questore di Catania Giuseppe Bellassai in piazza Palestro ha detto da San Cristoforo partirà il rilancio di Catania. Sentiamolo con Luca Ciliberti. La festa della polizia, un compleanno numero 173 della Fondazione a Catania che è stato celebrato in piazza Palestro, il fortino cuore popolare della città, luogo simbolo dove appena 3 mesi fa è stato ucciso a colpi di pistola un 21enne per rivalità personali. Noi siamo partiti da questo quartiere perché da questo quartiere parte il progetto di risanamento della città ed è soltanto però l'inizio di un processo. San Cristoforo inserito nel decreto Caivano per il questore, il rilancio della città passa proprio dai quartieri a rischio. Saranno più uomini, mezzi, strutture a San Cristoforo? Ci sarà sicuramente molta più attenzione e lavoreremo tutti concordemente per raggiungere il risultato. Davanti agli alti ufficiali, ai politici, alle istituzioni, il questore parla per più di mezz'ora, spesso a braccio, sottolineando il suo attaccamento alla città. Ieri a Palermo molti abitanti di un quartiere, il quartiere della Noce, si rivolgevano ai boss chiedendogli aiuto perché dicevano sono gli unici che riescono a risolvere i problemi. Cosa ne pensa lei da uomo delle istituzioni? Io penso che a Catania stiamo cercando di dare degli insegnamenti importanti da questo punto di vista. Ci stiamo ponendo, e non soltanto noi, come punti di riferimento dei cittadini, delle loro istanze, dei loro bisogni, perché vogliamo essere noi i loro interlocutori. Durante la manifestazione sono stati premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico. Un riconoscimento speciale è stato consegnato dal questore alla signora Emanuela, che nelle scorse settimane ha contribuito in modo decisivo a smascherare una truffa, l'ennesima, agli anziani. La strage di Ustica non fu causata da un attentato e nemmeno da un missile, in quanto non ci sono tracce di esplosioni interno-esterne. I resti dell'aereo, la perizia tecnica e le testimonianze ci portano verso un'unica conclusione. Il DC-9, subito prima della sua caduta, fu centrato da un caccia americano impegnato nell'inseguimento di un MiG libico. Lo scrive il direttore dell'Espresso, Emilio Carelli, nell'editoriale del numero che sarà in edicola domani. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Nella cattedrale di Catania l'arcivescovo Renna con Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, che ha inaugurato una casa di amicizia per i disagiati. Se qualcuno fa qualcosa è l'appello, possiamo fare molto anche per la pace. Siamo in un momento molto difficile, complicato, ci sentiamo impotenti, però io credo che non siamo impotenti e non siamo condannati a essere rassegnati. Anche per la pace, tutti possiamo fare qualcosa e come diceva Don Puglisi, se ciascuno fa qualcosa possiamo molto.
Felici di concludere gli incontri quaresimali in cattedrale con il professor Riccardi, richiamandoci sui temi cari alla bolla di Papa Francesco, la Spes non confuntit, nella quale la prima testimonianza di speranza giubilare è proprio la pace. Dalla sua ricca esperienza e dai suoi ricchi studi abbiamo avuto modo di apprendere molto. Agrigento prova a recuperare i ritardi della falsa partenza come capitale della cultura. Davide Sardo. Agrigento prova a voltare pagina e a rimettere in moto la macchina di Capitale Italiana della Cultura 2025. Dopo le dimissioni di Roberto Albergoni, la fondazione cambia guida. Giuseppe Parello, già direttore del Parco Archeologico, è il nuovo direttore generale. Un nome di esperienza per dare finalmente concretezza al progetto. Da aprile parte il calendario ufficiale degli eventi con 4 mesi di ritardo. Il tempo da recuperare è tanto, ma l'obiettivo resta ambizioso: fare di Agrigento 2025 un'opportunità di crescita per la città e per l'intera Sicilia. I prossimi obiettivi sono quelli di cambiare il verso a questa comunicazione sull'attività della Fondazione e dire che la Fondazione lavora, porta avanti i progetti e che crede fermamente nel fatto che Agrigento 2025 sia e debba essere un grande propulsore per la città di Agrigento e per tutta la Sicilia. La sfida ora è rendere Agrigento una meta attrattiva e all'altezza del titolo conquistato. Il tempo dell'attesa è finito. Ha toccato pure Ragusa il tour promozionale del film Nonostante di Valerio Mastandrea. Lo ha incontrato Veronica Barbarino. Ha salutato il pubblico, risposto con il suo fare ironico alle curiosità e invitato tutti a lasciarsi travolgere dalle emozioni. Ha toccato pure Ragusa il tour promozionale del film Nonostante di Valerio Mastandrea, di cui oltre a essere regista firma la sceneggiatura e ne è attore protagonista. Ho fatto l'attore in questo film perché era troppo intimo e profondo il senso di questo personaggio. C'erano tante sfumature che per pigrizia ho detto lo devo fare io, perché se mi metto a cercare di far capire delle cose che vorrei fare perdo un sacco di tempo. Non ho sofferto tantissimo, se non al montaggio dove poi deve stare un po' più complicato. Provateci voi a guardarvi in faccia per 10 ore al giorno ripetutamente. Insomma. Il titolo nasce da una frase del poeta siciliano Ripellino, in cui diceva che siamo tutti dei nonostante, sferzati dal vento che cercano di resistere alle sofferenze della vita. Ha un suo scritto che mi ha ispirato il titolo di una storia che già avevamo scritto, però l'abbiamo un po' poi abbinata a questa parola che può essere un avverbio ma anche, come in questo caso, un sostantivo. Mastandrea torna quindi dietro la macchina da presa per raccontare chi sta fermo nella vita, al riparo dagli scossoni, finché un amore lo sveglia da quel sonno, spingendolo a vivere il tempo presente. Anch'io, credo. E com'è possibile, scusa? Non lo so. Vita e morte, dramma, realismo fantastico ed effetti speciali, in una storia che tocca le corde profonde di ognuno e ritrae un'umanità oggi combattuta tra il desiderio di cambiamento e la paura di affrontarlo. Quale futuro per Catania? Dal piano regolatore del porto ai fondi per la riqualificazione del quartiere San Cristoforo, tra proposte e criticità. Oggi sentiamo la voce della società civile nel Focus, in onda alle 14.30. Dopo il TG, Giusy Lazzara ne parlerà con Mirko Viola, segretario di Città Insieme, Tuccio Tringale del Comitato Catania Sud e Mario Spampinato di Volere la Luna. Il Focus è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Inviate le vostre domande con un messaggio al 342 745 5005. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi la pagina sportiva con il Catania che sabato sfida alla Cavese. A tra poco. Calcio si avvicina all'epilogo della stagione regolare. Il Catania punta al quinto posto per giocarsi la promozione negli spareggi playoff. Sabato la sfida alla Cavese, la partita sarà trasmessa in diretta ed in chiaro su Telecolor. Sentiamo Tonino De Mano. La Cavese, il turno forzato di sosta e il Potenza al Massimino.
180 minuti per giocarsi il quinto posto con il Catania che deve fare attenzione a Picerno, Benevento e Potenza. Il rush finale lanciato e d'ora in poi sbagliare costerà caro. Si comincia dalla Simonetta Lamberti per uno snodo fondamentale per la stagione dei rosso-azzurri, partita che verrà trasmessa in diretta ed in chiaro su Telecolor, in una delle tante esclusive che la nostra emittente sta offrendo in questa stagione. Si avvicina a grandi passi la sfida e sale l'intensità degli allenamenti con Mimmo Toscano che tiene tutti sulla corda. Di sicuro non ci sarà Di Tacchio fermato per un turno dal giudice sportivo. In 3 si candidano per la sostituzione Quaini in pole ma in diffida, Frisen e Sturaro, out perché infortunati di lungo corso Beters, Guglielmotti e Luperini. Migliore in compenso la situazione in attacco che piano piano sta recuperando tutti gli elementi. Il ritorno di Inglese in particolare sarà utile e magari determinante per le ultime 2 gare e naturalmente in chiave playoff. Sabato a Cava dei Tirreni le prime risposte, calcio d'inizio alle ore 15. Ricordiamo che non ci saranno tifosi del Catania al seguito, a maggior ragione l'appuntamento in TV su Telecolor diventa ancora più stuzzicante. Ed è vigilia di match per il Palermo che domani al San Nicola sfiderà il Bari, rosanero che cercano la terza vittoria consecutiva. Marco Gullà. Un passo diverso, un passo vincente. Il Palermo dopo la sosta ha cambiato marcia, 2 vittorie consecutive e 7° posto in classifica con finestra sul 6° e 5°. Oggi per il rosanero vigilia di match, domani al San Nicola la formazione di Dionisi affronterà il Bari. Partita difficile, il Palermo però ha il vento in poppa. Ovvio che veniamo da, come dicevi tu, da partite fatte bene, non sono le uniche 2 fatte bene nell'ultimo periodo, ma ce ne sono molte di più. E dovremo dimostrare di avere lo stesso atteggiamento, perché è attraverso l'atteggiamento che poi metti in campo le qualità che servono durante la partita e dobbiamo mettere dentro consapevolezza e non presunzione perché poi realmente mancano ancora 6 partite. Alessio Dionisi deve reinventarsi il Palermo dopo 2 partite con lo stesso 11 iniziale, pesanti le assenze di Segre, Pasqualifica e Ceccaroni, diverse le soluzioni percorribili. Diachité dovrebbe sostituire Ceccaroni nel terzetto difensivo e potrebbe giocare sul centro-destra. A centrocampo si va verso la conferma del duo Gomez-Blen. Dionisi sta pensando di concedere una nuova chance da titolare a Ranocchia sulla 3/4 assieme a Brunori e ovviamente Poyampalo in attacco. Tutto per questa edizione, vi lascio adesso al Focus condotto da Giusy Lazzara, grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.